L'annata viticola 2022 nella provincia di Vicenza è stata preceduta, come tutti voi saprete, da uno degli inverni più caldi e siccitosi che si siano mai registrati negli ultimi decenni. E il germogliamento di quasi tutte le varietà si è manifestato con una decina di giorni di ritardo, un ritardo che però è stato in qualche modo eroso, e la fioritura è arrivata per quasi tutte le varietà della zona di Vicenza con addirittura 10 giorni di anticipo rispetto alle medie storiche. Quindi questo ritardo iniziale è stato recuperato grazie a un maggio particolarmente caldo, a delle ondate di calore che hanno fatto letteralmente galoppare le nostre vigne. Per quanto riguarda l'aspetto fitosanitario, la criticità che stiamo monitorando di più, che ci sta destando un po' più preoccupazione, è legata alla flavescenza dorata. Sono registrati pochissimi casi invece di oidio e peronospora attualmente. Per quanto riguarda le previsioni, ci aspettiamo un inizio della vendemmia per quanto riguarda le varietà precoci intorno al 15-18 di agosto. Per quanto riguarda le quantità, sulle precoci ci aspettiamo una quantità costante in linea con quelle degli ultimi anni, esclusione per il Pinot Grigio, ad esclusione del Pinot Grigio che invece probabilmente pagherà dazio a una primavera che ha visto un po' di difficoltà nella ripresa vegetativa. Per quanto riguarda invece le varietà a bacca bianca come la Garganega, ci si aspetta una quantità standard rispetto alla media storica. Passando invece alle rosse, abbiamo una grande difformità in vigneto in questo momento per quanto riguarda il nostro Tai Rosso, che ha delle situazioni non omogenee. Invece per quanto riguarda il Merlot, in particolare tra le bordolesi, sembra che siamo alla vigilia di un'annata particolarmente felice dal punto di vista delle produzioni. Buongiorno dei Colliugani. La situazione della vite è sostanzialmente al momento tranquilla. Le varietà precoci sono nella fase di prechiusura a grappolo, le altre nella fase di ingrossamento acini. Per quanto riguarda peronospora o oidio non ci sono problemi, peronospora segnalata solo in alcuni casi, peraltro ben controllati, oidio al momento non c'è stata nessuna segnalazione. Qualche segnalazione di black rot, soprattutto nei vigneti a conduzione biologica. Flavescenza dorata viene monitorata con il controllo in campo delle piante sintomatiche e eventualmente la loro successiva estirpazione, e per quanto riguarda la tignoletta della vite sono state posizionate le trappole per il monitoraggio della seconda generazione. Quello che preoccupa di più sui Colliugani è la siccità, in quanto ci sono state poche piogge primaverili e di scarsa intensità e l'inverno scorso è stato molto siccitoso. Nel complesso comunque la situazione dei Colliugani al momento sia per la sanità delle uve che per la loro quantità si presenta buona.